Assessore, lei nel suo intervento ha parlato di commozione e orgoglio ricordando i fatti di 100 anni fa qua a Paradiso di Pocenia. Sono due sentimenti che devono ovviamente dare linfa alla storia passata, ma per interpretarla al meglio al giorno d'oggi. Rievocare oggi la battaglia di Paradiso è stato un momento molto importante, solenne, di grande rispetto e di grande orgoglio per quello che è stato la storia della nostra regione. Oggi l'impegno delle istituzioni tutte è quello di poter tramandare quei valori ai nostri giovani e ai nostri bambini affinché non si verifichino più situazioni come queste e affinché si senta davvero gli uni tra gli altri un grande senso di comunità, quello che è mancato in passato e che deve essere invece il motore per la crescita di un popolo maturo. Assessore, poi quelli che erano i nemici 100 anni fa, oggi ci siamo alleati, diciamo, fra questi paesi, quindi un valore anche europeo che ha mantenuto la pace. Sì, la pace come messaggio universale ovviamente, ma anche come motore, come spinta per una rivisitazione di questa Europa che non è flagellata per fortuna da conflitti, ma che vive una lacerazione interna e quindi una sua riscrittura, una sua necessità di riprendere linfa proprio partendo dai popoli, dalla memoria che tutti questi popoli europei hanno per creare un patrimonio comune a vantaggio del futuro.